Un grande Mandi a tutti e un grande saluto a tutti. Eccoci qua con grandi novità sulla questione del limite al secondo mandato con conseguente divieto dal terzo mandato presidenziale per i presidenti delle regioni ordinari per il momento, se eletti direttamente. Vi indico qui sotto in descrizione un link molto importante perché sono state recentemente depositate anche le motivazioni della sentenza costituzionale 64 del 2025 sul caso Campania, chiamiamolo così. Non è comunque solamente il presidente della giunta regionale di quella regione a essere una delle personalità politiche che sarebbero state interessate a ricandidarsi prossimamente per un eventuale terzo mandato, ma e questa è la notizia, ogni eventuale legge regionale sostanzialmente elusiva di questi principi fondamentali è destinata a venire annullata per violazione di uno dei principi fondamentali dell'ordinamento regionale italiano, come previsto dalla legge 165 del 2004. Vado velocemente a leggervi alcuni passaggi salienti della sentenza, che è molto articolata, molto interessante, molto importante e che trovate per maggiori approfondimenti linkata qui sotto, sempre in descrizione. L'articolo 2,1 lettera F della legge 165 del 2004, nel prevedere il divieto del terzo mandato consecutivo del presidente della giunta regionale in caso di elezione diretta, reca una norma ascrivibile a tale ultima categoria, ovvero sia quella dei principi fondamentali, poiché come è generalmente proprio di tutti i divieti, esprime un precetto in sé specifico che per essere applicabile non necessita di alcuna integrazione da parte del legislatore regionale, al quale pur tuttavia restano degli spazi interstiziali di regolazione a livello attuativo, ma non certo di deroga. E tanto si giustifica sul piano finalistico in ragione della ratio del divieto in questione, che come illustrato in precedenza è considerato dal legislatore statale un opportuno contraltare all'elezione diretta del presidente della giunta regionale. È chiaro che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca nel momento in cui si opta per l'elezione diretta del vertice dell'esecutivo regionale, scatta il limite necessario insomma, del divieto del terzo mandato elettivo consecutivo. Ancora, dice sempre la motivazione in diritto di questa importantissima sentenza costituzionale, esso costituisce, per scelta del legislatore statale, una componente necessaria del sistema dell'elezione diretta del presidente della giunta regionale, al fine di bilanciare il rischio insito nell'investitura popolare diretta di spinte plebiscitarie e di una concentrazione personalistica del potere, con la conseguenza che anche da questa angolazione l'applicazione del principio non può essere procrastinata e deve essere invece legata al primo esercizio della funzione legislativa in materia elettorale successivo all'entrata in vigore della legge 165 del 2004. Da
quanto premesso consegue che le suddette leggi regionali e quelle successive non possono, a pena di illegittimità costituzionale, violare il principio in esame, che è oramai parte integrante dei rispettivi ordinamenti, anche regionali, i quali sono comunque vincolati, no? A quelli che sono i principi fondamentali della Costituzione. Mm, è vero che anche insomma, sui giornali in Friuli insomma, si discute molto dell'applicabilità di questa giurisprudenza alla nostra regione a statuto speciale e a mio modo di vedere sbagliano sia coloro che ne pretenderebbero un'applicazione immediata, sia coloro che negano qualsiasi rilievo a questa importante giurisprudenza che non potrebbe mai non avere effetti sistematici trasversali anche in un ordinamento speciale come il nostro. Su questa questione dell'applicabilità di questa novità giurisprudenziale anche alle regioni a statuto speciale, vi sono diversi passaggi motivazionali che vado a riepilogare brevemente, per quanto più ci interessa in relazione a quest'ultima pronuncia recentemente depositata. Sulle prime sembrerebbe che questa importante sentenza che mi sento in dovere di segnalarvi non ci riguardi quantomeno direttamente. Leggo sempre dalla sentenza, dalla parte sul considerato in diritto. Il disegno delle autonomie speciali, definito da statuti dotati di rango costituzionale, è diverso da quello delle regioni ordinarie e il nesso tra forma di governo e materia elettorale è molto più stringente, non essendovi per le prime la competenza legislativa concorrente dello Stato delineata in Costituzione per le regioni ordinarie. Traduzione. Per la potestà legislativa regionale delle regioni a statuto ordinario tuttora sono previsti maggiori vincoli da parte del legislatore statale. Ma attenzione, non è finita, perché ciò non impedisce che anche nella nostra regione, magari non direttamente, magari non immediatamente, ma insomma col tempo, insomma questi vincoli verranno comunque applicati alla fin fine. Perché? Perché sono stati ritenuti talmente importanti da costituire principio fondamentale dell'ordinamento giuridico di tutta la Repubblica, come prima già anticipavamo. Tant'è che a riprova di questo esistono già dei precedenti di annullamento che quindi hanno accertato l'incostituzionalità della legislazione regionale anche speciale insomma, sul tentativo fallito della regione autonoma della Sardegna, che gode anch'essa di uno statuto speciale, per una sorta di elusione del divieto del terzo mandato per quanto riguardava addirittura i sindaci dei comuni sardi, per cui esistono già dei precedenti giurisprudenziali chiari
a livello di giudicato costituzionale che insomma dimostrano come anche se al momento attuale in prima battuta e solo in prima battuta le autonomie speciali sembrano, ecco, escluse dal campo applicativo immediato di questa sentenza, credo che non potranno esimersi di diventarlo col tempo. Vi leggo la motivazione, uno stralcio, un breve stralcio di quest'ultima sentenza che riguarda formalmente sì la regione Campania, ma in realtà riguarda tutto il sistema regionale italiano, comprese le regioni a statuto speciale. Insomma, questa correlazione ve la dimostro citandovi il punto 5.2 del considerato in diritto. Con la sentenza numero 60 del 2023, citato dal ricorrente, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 3, lettera B della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, Statuto speciale per la Sardegna, e degli articoli 3 e 51 della Costituzione, di una disposizione della Regione Autonoma della Sardegna che disciplinava il limite ai mandati consecutivi dei sindaci discostandosi dall'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto del 2000 numero 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che prevede il divieto di terzo mandato elettorale diretto consecutivo anche per i capi degli esecutivi degli enti diciamo locali territoriali. In quell'occasione questa Corte ha affermato che la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi in stretta connessione con l'elezione diretta dell'organo di vertice dell'ente locale, a cui fa da ponderato contraltare, riflette una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali, ovvero sia l'effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e in definitiva la stessa democraticità degli enti locali. Tali ulteriori interessi costituzionali sono destinati ad operare in armonia con il principio presidiato dall'articolo 51 della Costituzione, in base ad uno specifico punto di equilibrio la cui individuazione deve essere lasciata nelle mani del legislatore statale. Vi cito brevemente anche i punti 5.4 e 5.5 del considerato in diritto di questa importante sentenza. Da ultimo la sentenza 196 del 2024, nel respingere le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Liguria nei confronti della disposizione che ha modificato l'articolo 51 del testo unico enti locali prima citato, alleggerendo il regime delle limitazioni al numero di mandati consecutivi dei sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ovvero sia solamente ed esclusivamente dei comuni minori, ha comunque ribadito i principi espressi nella sentenza numero 60 del 2023 che citavamo prima sulla Sardegna. (5.5) Anche il divieto del terzo mandato consecutivo del presidente della giunta regionale rappresenta un bilanciamento tra contrapposti principi che è rimesso alla discrezionalità del legislatore statale, il quale con l'odierno parametro interposto lo ha considerato un temperamento di sistema rispetto all'elezione diretta del vertice monocratico,
cui fa da ponderato contraltare e viene citata espressamente la sentenza 60 del 2023. Ovviamente si precisa espressamente che, cito, quanto affermato da questa Corte con riferimento ai sindaci vale a fortiori, ovvero sia a maggior ragione, a minori ad maius, per i presidenti di giunta regionale eletti a suffragio universale e diretto, dato che costoro, come si è ricordato al punto 4.3, assommano in sé ampi poteri, sino al punto che in dottrina la relativa forma di governo è anche stata definita iperpresidenziale, per cui insomma basta anche solamente leggere bene tutte le motivazioni, insomma tutte le considerazioni di questa importante sentenza per rendersi conto di come sì non ci riguardi immediatamente, ma come ma anche di come questo aspetto risulti più che altro meramente formale, è destinato a essere superato, insomma, col tempo, nel senso che si sta oramai consolidando chiaramente anche in relazione a regioni a statuto speciale, qual è la Sardegna, un chiaro orientamento giurisprudenziale tendente a favorire il ricambio della classe politica locale, ma a maggior ragione anche regionale, e impedire una eccessiva concentrazione di potere, quantomeno nel tempo. Ehm, a presidio di una effettiva democraticità di tutto il sistema. Ecco. Sono questi principi fondamentali che riguardano l'intero ordinamento regionale italiano, e i principi fondamentali dell'ordinamento della Repubblica costituiscono vincoli anche per quanto riguarda gli articoli 4 e 12 del nostro Statuto speciale, anche quando si tratta di competenze legislative regionali esclusive, e anche quando si tratta della principale di queste leggi regionali, caratterizzate dall'autonomia legislativa regionale più ampia, ovvero sia quella cosiddetta statutaria prevista dall'articolo 12 della nostra legge costituzionale 1 del 63, ovvero sia insomma, la legge regionale Friuli trattino Venezia Giulia sulla forma di governo regionale e insomma sulla legge elettorale regionale. Ecco. Per cui insomma è verosimile prevedere che insomma molto presto queste impugnative statali, insomma di tutte le legislazioni regionali elusive, continueranno e comporteranno ulteriori annullamenti che non faranno altro che consolidare ulteriormente questi principi già chiari. Di fronte a questo quadro è sconcertante come il nostro presidentissimo Fedriga non intenda minimamente mollare e anzi si prepari a ricorrere a un eventuale piano B che è costituito dalla mozione di sfiducia consiliare votata addirittura dai propri consiglieri per interrompere anzitempo la presente 13ª legislatura regionale iniziata nel 2023, che si concluderebbe naturalmente nel 2028, ma solo interrompendola sarebbe possibile aggirare questo vincolo sulla base delle implicazioni dell'articolo 20, comma quarto della nostra legge regionale statutaria 17 del 2007,
che consentirebbe al nostro Ducetto locale di ricandidarsi qualora in questo secondo mandato non venga maturata diciamo la metà di questa legislatura, di questa attuale legislatura regionale. E, staremo a vedere insomma quale sarà l'evoluzione, ecco, di queste fibrillazioni che si stanno registrando a livello politico in regione e insomma stanno comportando notevoli tensioni anche interne alla maggioranza di governo, all'attuale maggioranza di governo. Per cui si attende una estate molto calda, perché? Perché la scelta se tentare l'extrema ratio costituita da questa eventuale mozione di sfiducia, consigliare, che poi sarebbe molto strana in quanto votata contro il presidentissimo dalla stessa maggioranza che attualmente lo sostiene, sarebbe anche difficile farla comprendere alla gente. Insomma, dovrebbe perfezionarsi prima della deadline che è fissata all'inizio del prossimo mese di ottobre di questo anno 2025. Ecco, perché insomma la metà della legislatura casca proprio fra qualche mese, per cui saranno mesi decisivi quelli che ci attendono e ovviamente cercheremo di seguire insomma le principali notizie politiche per insomma valutare insomma ogni sviluppo, ogni eventuale successivo sviluppo insomma che potrebbe anche comportare il sacrificio di una intera legislatura regionale per salvare una poltrona presidenziale. Ma non solo, anche tutte le varie poltrone dei vari assessori che sono anch'essi giunti al secondo mandato, e sono tantissimi nella giunta Federiga, con la differenza che insomma il presidente gode di questa clausola sulla metà della legislatura che abbiamo richiamato, mentre analoga clausola non sarebbe prevista per gli assessori, che sono comunque insomma destinati a non venire riconfermati anche in caso di rielezione di Federiga, il quale nel 2028 molto semplicemente non vuole ritornare a lavorare. Ecco, quindi il rischio è quello di andare a strumentalizzare un'intera legislatura, un intero consiglio regionale, un'intera regione autonoma con tutti i suoi problemi, primo tra tutti quello relativo alla sanità regionale, per fare solo un esempio, ma anche il problema economico è insomma veramente grave, sta attanagliando tutta la nostra comunità, per cui il fatto che i principali pensieri, insomma le principali preoccupazioni dei nostri politici siano finalizzate esclusivamente a perpetuare il proprio potere, purtroppo getta un'ombra pesantissima insomma su quella che un tempo era una regione seria, ma davvero rischia di fare una bruttissima figura, quasi fosse una sorta di regione delle banane, insomma, dove insomma, nella quale si tende a chiudere
e a perpetuare il potere senza più alcun limite, ecco, andando oltre quella che invece dovrebbe essere anche una sorta di correttezza istituzionale nel rispetto delle nostre genti e dei suoi, insomma, dei loro reali problemi, ecco, insomma. E vedremo se insomma il nostro presidentissimo si arrenderà, ma francamente ne dubito. Ecco. Comunque continueremo a seguire insomma, l'evoluzione di questa situazione e mi raccomando nel frattempo di ehm, far girare il più possibile questi video per cercare di insomma, diffondere il più possibile che sia il più possibile obiettiva, attendibile e aderente anche a quelli che sono le motivazioni delle sentenze costituzionali, ecco, che non sempre riescono a filtrare come dovrebbero anche sulla stampa o sui mezzi di comunicazione di massa. Ed eccoci qui a come dire, a supplire per quanto c'è possibile nel nostro piccolo per divulgare, ecco, anche le notizie più scomode, ecco, per insomma, gli attuali governanti che da Trieste dominano un Friuli che è visto solo come insomma, un territorio dal quale prelevare tasse senza che riesca più a esprimere nemmeno formalmente insomma, il personale politico che poi queste finanze regionali vada ad amministrare dallo scranno più alto, insomma, di vertice di tutta l'amministrazione regionale, in una realtà regionale duale che a maggior ragione richiede inderogabilmente un vincolo, insomma, come quello del divieto del terzo mandato, anche per favorire la rappresentanza anche, insomma, soprattutto del Friuli, che non avendo il capoluogo garantito nello statuto, come a dirsi per Trieste, auspica necessariamente che siano i vincoli che sono stati ritenuti delle garanzie necessarie e insuperabili per un minimo di democraticità del sistema a salvaguardare un minimo di insomma, reale autonomia per la nostra terra friulana, così bistrattata, sempre più marginalizzata, insomma, che conta sempre meno in ambito regionale, nonostante abbia insomma, quasi tutto il territorio della regione e ben 4/5 della popolazione regionale. Per cui, insomma, ne vedremo ancora delle belle. Ecco, grazie a tutti per l'attenzione e passaparola.